Vi avevo detto che saremmo andati molto in Sicilia, molto al sud. E sentite questo mugghiare del mare, proprio si sentono le onde. Questa è bellissimo, questo brano, lo dobbiamo al gruppo dell'Ensemble Selinus. Sono loro i protagonisti del nostro fuoricircuito e sono in collegamento proprio con Gaspare Federico, e questo gruppo ha pubblicato di recente un album dal titolo La rotta dei Fenici con brani inediti siciliani. Bellissimo, sentiamo in sottofondo ancora la loro musica del gruppo Ensemble Selinus. Gaspare Federico. Salve, buon pomeriggio. Ma complimenti. Grazie. Che grande evocazione che dà. Ma quello era il mare vero che sentivo? Insomma, se è un mare campionato che abbiamo messo in questo brano. Che grande suggestione. Fra l'altro questo brano è diventato anche l'inno del progetto La rotta dei Fenici, di cui io già parlai un anno fa, mi pare 2 anni fa, perché un itinerario culturale, no? Non è proprio questo il brano, ma è il brano proprio La rotta dei Fenici che ha proprio questo titolo. Ho capito. Questo è il suono del Mediterraneo che fa parte dell'album. Ho capito, sarà sempre evocativo. Ci sono tante aree che hanno avuto contatti con i Fenici, dunque è bello il fatto che ci sia questo progetto e che voi ne siate coinvolti. Ma quando è nato il vostro gruppo? Il nostro gruppo è nato nel 1995, ma è nato come quartetto d'archi. Solo nel 2001 sono entrato io con Gaspare Federico, appunto la cantante che è Leda Stella, il basso con i flauti. Praticamente abbiamo un po' stravolto il repertorio, perché prima si occupavano soltanto di colonne sonore e abbiamo un po' stravolto il repertorio eseguendo dei brani nostri inediti. Inediti che prendono spunto da cose territoriali, dal territorio, dalla Sicilia, sempre? Sì, che prendono spunto appunto dal nostro territorio. Senti, il fuoricircuito vuol dire che sì, è conosciuto, ma non ha mai una platea nazionale. In questo momento lei ce l'ha anche internazionale. Come si vuole rappresentare? Che cosa vuole dire anche per trovarlo, questa musica? Dove si trova? Allora, questo album, questo CD l'abbiamo messo in vendita sul nostro sito, che è www.ensembleselinus.net. E quindi chi lo vuole acquistare può andare direttamente su questo sito e acquistarlo. E poi si può acquistare durante i concerti che noi facciamo durante il periodo estivo, insomma, nei siti archeologici. Ditemi la verità, voi vivete di questo lavoro o fate anche altri lavori? No, facciamo anche altri lavori. Ecco, perché altrimenti che fuoricircuito siete? I nostri protagonisti devono avere la passione e la bravura. Voi avete sicuramente tutte e due, ma ancora gli introiti necessari per abbandonarsi solo alla passione non ci sono. Lo so, però appunto la passione per la musica ci ha spinto a fare questo lavoro che insomma ci dà molte soddisfazioni, anche perché poi ci ritroviamo in situazioni musicali, in contesti molto belli, culturali, ed è una bella cosa, ecco. Io sono molto felice di poter dare spazio alla passione e al talento, come quello di questo gruppo dell'Ensemble Selinus, che ha appunto, ricordo anche di recente, ha pubblicato questo album dal titolo La rotta dei Fenici. Per cui dentro questo disco, questo album, si trova anche quel brano del Mediterraneo con il mugghiare del mare, il suono del Mediterraneo. E si trovano anche brani come Elimi, che parla del popolo Elimi, che ha dato origine al popolo di Segesta. Cioè, non ho capito, scusi, ha parlato di Segesta, che è uno dei miei luoghi preferiti al mondo. E se non lo conoscete, amici di Radio 1, Segesta è in cima a un cucuzzolo, come posso dire, lo descriva lei, con il mare davanti, magico. È un anfiteatro dove durante il periodo estivo ci sono molte rappresentazioni. Estate del 70, la sottoscritta recitava a Segesta davanti al vostro mare. E questa è La rotta dei Fenici. Questo brano è Elimi, si chiama proprio Elimi, che dà il nome al popolo elimo che si è insediato in quelle zone e ha dato origine a tutto quello che è la zona archeologica di Segesta, Teatro Greco e tutte queste cose, insomma. Io consiglio a tutti di andare a vedere questi luoghi, magari accompagnati da questa musica, e tornerete da un bagno di magia.
Assolutamente sì, è da visitare, è da visitare. Grazie Gaspare Federico, tanti auguri per la vita, Grazie, anche a grazie. tutti gli altri componenti di questo ensemble Grazie. Selinus. Posso citarli, sono Via. Niccolò Lipare al violino e Dario Barberi al violino, Roberto Federico alla viola, Niccolò Guiseri al violoncello, io tastiere e programmazioni, ai flauti e bassi Francesco Federico e Leda Stella che dà la voce a tutto l'album. E vi abbraccio tutti con tanta Grazie, stima. grazie. Arrivederci. Buon pomeriggio, grazie. Ci risentiamo subito dopo il Onda Verde, amici di Radio 1, così sappiamo la situazione delle strade che poi di venerdì è ancora più complicata spesso. A fra poco.